Arriva alla Mostra del Cinema di Venezia Bentu, il nuovo film di Salvatore Mereu, che verrà presentato alle Giornate degli Autori. Un ottimo traguardo per Salvatore Mereu, che presenta l'unico film italiano nella competizione internazionale. Nata nell'ambito di una sinergia del regista con il corso di laurea magistrale in produzione multimediale dell'Università di Cagliari, la pellicola è prodotta dalla società Via col Vento con il supporto decisivo della Sardegna Film Commission. Alla pellicola hanno lavorato anche un gruppo di studenti e studentesse del corso coordinato da Antioco Floris. La finalità del corso, il desiderio di tutti è quello di misurarsi col cinema, ha spiegato Salvatore Mereu. Poi, come sempre accade, la didattica finisce, il cinema prende il sopravvento e ci si ritrova, tutti insieme, a fare un film, nonostante i mezzi a disposizione siano più adatti a stare dentro le mura della nostra università. Il nostro tentativo di avvicinare il mezzo, di provare a governarlo, ha aggiunto Salvatore Mereu, assomiglia molto alla sfida che il protagonista del nostro racconto, un vecchio contadino, ingaggia con la natura, col vento, nel tentativo di assicurarsi il raccolto. Anche noi, come lui, abbiamo combattuto, a dispetto di tutto, con grande pervicacia per portare a casa il nostro film. Ecco, se dovessimo trovare una formula che racchiuda il senso della nostra esperienza, credo che Bentu sia la storia di un'ossessione, come per il vecchio Raffaele lo è tirar fuori il grano dalla paglia in un tempo in cui le macchine sono poco più di un miraggio e l'arrivo di una trebbia poteva essere salutato come il passaggio del Rex.